Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere questo campeggio? Un cazzo di niente. Ah, buongiorno Italia. Questo deve essere un van life artigianale perché ha le finestre altissime e chi viaggia, chi sta molto in camper sa che è una cosa non da poco per il discorso furti. Guarda che bello questo, con i fari simili carbonio, molto bello come forma. Ma che è? Cos'è? Perché è? Una mobiletta, bello. Ah, questa è la famosa piscina delle recensioni che dicono che è verde, quindi sì, non aspettarti d'estate di fare il bagno, dovrebbe essere così. Qua per i cartrò. Adesso è una specie di ridateci marò in spagnolo. Oh, guarda, fermo, ti faccio vedere, guarda che sospensioni ad aria che là, vedi tu, che soffietti, che là il treno. Se qui del camper costa 1.000 euro, sti qua cosa costi? 10.000 euro? E guarda, attento, fai vedere una roba. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cioè non so, 60.000 euro di soffietti. Abituati alla vista di decine e decine di barboni senza tetto che dormono per terra. Tanti sono anche viaggiatori che vogliono fare quei viaggi, io approvo, diciamo, economici, quando non chiedono soldi agli altri, approvo, cioè vuoi vivere col minimo va benissimo, provo anch'io più o meno a farlo. Una volta un'esperienza fantastica da provare assolutamente, è la continuazione di questa esperienza che sconsiglio perché potrebbe essere dettata un po' dalla moda o da una sorta di ipotetica sfida che fai con te stesso, no? La quale poi potrebbe non portarti alcun vantaggio. Però mettiamo un punto a questo discorso perché è troppo complesso per essere sintetizzato così. Mamma mia che negozi, tutta sta ricchezza in mezzo alla povertà, cioè, te l'ho già detto, c'è questo contrasto veramente enorme. A tal proposito, ossia a proposito di ricchezza sputata in faccia alla povertà, oggi andremo a visitare la Sagrada Famiglia, che sei esatto, bravo, una chiesa. Sosta panificio, c'è questa specie di panatina col prosciutto buonissima. Questa è una parfumeria, comunque notavo perché i cinesi i compra e spende e spande in una maniera mostruosa. Cioè, se Barcellona è così infinita, prova a immaginare una New York. Ci sono negozi di scarpe ovunque, ma il tutto è anche giustificato perché cammina di continuo, perché anche se prendi i mezzi pubblici devi farti non so quante scale e sottopassaggi, quindi ci sta. In Spagna il maschio è chiamato hombre, ma anche in Veneto, anche in altri, se sei hombre come dici? La gonna più inutile del mondo. Beh, oddio, più inutile, fa felice i maschietti che vedono gli strafanti che ci sono sotto la gonna. Perché è piena di buchi. E quindi si vedono le mutande, più le mutande non coprono le chiappe. È vero? Il culo rimane scoperto. Che figata! Solo l'anno viene coperto. Ah, solo l'anno. Ci sono tantissimi scooter elettrici, so che esistono anche da noi, però da noi sono rarissimi, qua ne vedo a decine e decine, ma di privati, no, non so quelli a noleggio. Caro amico mio, se un giorno da grande farai, non so, l'architetto, ricordate sempre di fare 2 o 3 robe strambe, ok? In quanto basta solo che do curve per fora per far quintuplicare il prezzo dell'affitto. I cipicciumpoli tipici. Non è concepito mangiare un panino senza niente. Alessia roba secca, un panetto secco. Quindi capisci che se anche tu, come Alessia, hai questa voglia irrefrenabile di degustare un panino tipico spagnolo, non puoi, perché sono imbottiti come la merda, cioè sono imbottiti di tutto e di più. Sta roba è l'imitazione del coccolino, so che qua invece di lavare cucina. Alla pesca. Ci chiediamo come fanno a essere magri con tutte ste porcherie. Panini, fast food, ma perché anche in Scozia era così, in effetti non c'erano i ciccioni. Probabilmente si ragionava con Alessia e si ripercorre una mia vecchia teoria che ho sempre detto agli amici e mai nel canale, che secondo me la gente da ex anoressico a presente ciccione, la gente è grassa e cicciona perché mangia troppo, il problema è la quantità. Io mangiavo di tutto una volta, proprio le schifezze più grasse, unte, qualsiasi roba, però poco.
perché stomaco pizzerino e mangiavo poco. Adesso, anche se mangio genuino, anche se mangio cose salutari, verdure, passati, non c'era un cazzo, mangio molto di più come quantità. Quindi, e dopo, per carità, sicuramente influenza anche l'attività fisica, cioè qua sono costretti a camminare, perché la città è immensa e quindi o per lavoro o per le spese o questo e quello è impensabile muoversi in macchina, o meglio è impensabile trovare parcheggio in macchina, ok? E quindi la gente è costretta ad andare a piedi o prendere i mezzi pubblici, che è quasi la stessa roba, perché cammini quasi più per prendere i mezzi pubblici che per la strada che dovresti fare. Lo vedi quello? Non c'entra niente, non è la Sagrada Famiglia. Perché c'è il coso per fare la van life elettrico, guarda il centro, scusa stavo camminando. L'edificio che avevamo visto prima, ossia questo che stai vedendo meglio ora, si chiama Casa delle Spunses, è un edificio modernesco. Dopo 1000 intervalli ti ricordo che sì, stiamo andando a vedere la Sagrada Famiglia. Era questa, tutti i Mac d'epoca, che figata. Siccome sinceramente non abbiamo voglia di pranzare, ti continuiamo il panificio tour, dove non trovi solo cose dolci ma anche tutte focaccette, pizzette e varie. Ok, tu prendi quelle cose lì, io prendo questa cosa a me sconosciuta. Mamma mia, senti che profumino, una specie di impasto con formaggio, cipolla e origano. Il criceto e il pane integrale. Cagatori ovunque, proprio una cosa tipica spagnolas. Avevo detto, secondo me non ci sono turisti tedeschi, invece credo di averli appena visti, perché c'è una vecchia che puzzava il panino col crudo e il formaggio dentro il cappuccino. Eccoci arrivati. Da un lato avrai il parco della Sagrada Famiglia e dall'altro lato la piazza Gaudì, che come abbiamo detto è l'inventore, dai tutto il tema l'inventore. Non ti ricordi la baraccopoli perché non l'abbiamo vista neanche da fuori, ce l'abbiamo vista da lontano la volta scorsa. Abbiamo fatto 2 foto di fuggita e siamo andati avanti. Stavolta entriamo e ti portiamo. Guarda qui sopra che c'è. Sopra le punte, l'ultima a destra è la croce, quella in centro è tipo cos'è, una persona con le ali e sembra quello del Cornelli si chiamava, del libro dell'ombra del vento. No, è quello degli Avengers, è Flash. No, è quello che descriveva dell'ombra del vento, il ragazzo. Per me è Flash. Se i biglietti li hai presi online, cosa che ti consiglio ultra vivamente, devi andare nella facciata della Natività, mi dicono che sì, è questa. Te spiego subito, te cerchi il cartello entrata e te si apposta, no? Però ragazzo, sembrava quasi una presa per il culo, ma in realtà le gru stanno funzionando, quindi è veramente in costruzione, non è una presa per i fondelli tipo, non so, gli edifici italiani. Guarda che roba, è una roba assurda. Noi bisogna entrare all'entrata C. Adesso ti sbirollo un attimo tutta la parte esterna, così ti vedi che razza di capolavoro è stato fatto anche solo nelle pareti. Che figata, come all'aeroporto devi toglierti tutte le cose, che figata, che figata. Eh sì, perché essendo comunque un luogo religioso ci sono anche i fanatici dell'altra sponda, hai capito? Non nel senso dei cioni, dell'altra sponda nel senso degli altri club religiosi. Tutta la mamma. Aspetta, metto un attimo in pausa. Ti consiglio vivamente di scaricarti l'app ufficiale dalla quale appaiono i biglietti che ti facilitano di non poco l'ingresso. Dopodiché ci sono le audioguide sempre incluse nell'app. Ti consiglio vivamente di scaricartele offline quando sei in Italia e di portarti via un paio di cuffiette. Siccome non c'è molto da raccontare su questo strumento di controllo mentale delle masse, ti metterò un po' di musichetta e ti farò vedere i dettagli. Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, è distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta
recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquillo. Poi ragazzi, noi non lo sapevamo, forse sono stati troppi spritz in fase di prenotazione biglietti, però diciamo che con un altro tipo di biglietti puoi fare le scale, andare su e vedere dall'alto il tutto. Questione del punto di vista, non per sminuire, non per fare la volta che non arriva all'uva, ma il concetto è proprio questo, cioè tu vedi le stesse identiche cose, solo che invece da vederle da qui verso qui, le vedi da qui verso qui. Qui ci sono i vari strumenti, i vari oggetti per il controllo mentale, anche se manca uno dei più efficaci, ossia il banco con la ginocchiera dove inginocchiarsi, segno di sottomissione. Ovviamente tutto ciò che io dico, purtroppo so che può sembrare arrogante, ma è la verità, può essere capito solo e esclusivamente da chi ha studiato storia e psicologia, perché anche lì è sempre un paio di maniche diverse. Un po' come dire leggere i libri. Cosa leggi? Leggi Kant, Schopenhauer, Nietzsche o te me leggi, non so, Fabio Volo, con tutto rispetto per Fabio Volo, capisci il senso? Poi se hai i foglietti tipo a scuola quando te ricordi e robe. Ah, eccolo qua uno strumento di sottomissione. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Ok, tutto bello. Se ci sai ricamare sopra è un qualcosa di magico, cosa che ti consiglio vivamente, altrimenti no, se solo che è un edificio adibito al controllo del popolo. Ultimo metro, direzione Piazza Catalunya, e poi da Piazza Catalunya scendi, prendi il treno, però ricordi, non mi ricordo se l'avevo già detto nei video, se tu non esci, non vai sopra, il biglietto ti continua a valere, hai capito, se resti sottoterra. Cos'è che sono queste, Giacomo? Scale per ciccioni. Ah, Non diminuisci i chilogrammi, ah no? ma aumenti i chilogrammi. Ah, cioè ti fanno ingrassare proprio. La pancia starà ferma lì. Ah. Voi ingrasserete Ah. senza fare fatica. Ma chi è che l'ha detta sta roba? Parola di obesocisafare.it. Ah, addirittura. Vai sul sito obesocisafare.it. Ah, hai preso anche il sito? Sì, sì, sì. Ah, E troverai. e chi è che te l'ha fatto? Tu? Da chi è che sei andato a farti fare il sito? Ti consiglio di portare via delle monetine, perché se vai a pagare 30-40 euro quei che è per una mezza discoteca dove fanno tuf, vuoi non dare 50 centesimi, 20, quel che è, a chi ti rallegra questo tunnel silenzioso e bruttissimo. Ok, questo è il nostro ultimo treno, condoglianze a chi fa questa vita, però ovviamente mi raccomando, tutto quello che io ho detto e fatto è stato fatto esclusivamente per me, ok? Cioè per me nel senso sulla base dei miei interessi, dei miei gusti, hai capito? Quindi non consiglio, non obbligo ovviamente nessuno ad andare a mangiare qui piuttosto che lì, andare nel campeggio piuttosto che stare libera, hai capito? Però per me, capito, per come devo strutturare io la vacanza, per come devo organizzarla io, col cazzo che mi sarei messo in libera a rischiare, e col cazzo che sarei andato in un posto piuttosto che in un altro, eccetera. Era un camion di Van Life, era meno spazio del pullman. E guardate, quando viaggiamo noi andiamo 3000 volte avanti e indietro, voi per la bibita, questo o quello, qua dovresti smontare. È un mezzo fantastico, ma perché altri io non lo vorrei mai. Diverso sono gli school bus, quelli sono tutti in uno, sono abitabili, sono pratici. Il camion è pure in vendita, 29.999,99 euro, prezzo Lidl praticamente. No, una cosa, allora io odio sì i mezzi separati tra la cabina guida e l'abitacolo, però per un motivo di sicurezza, se guardiamo la parte della sicurezza, allora no, allora in quel caso sì, sono dei mezzi ovviamente eccezionali in quanto eviti
ovviamente i finestrini da dove possono entrare, e poi buio, ho sempre il terrore, dico perché non possono sfondare anche il parabrezza per entrare, mentre lì era tutto blindato, forse avevano anche delle serrature interne apribili col telecomando perché non avevano maniglie, non avevano serrature nelle porte, hai capito? Quella deve essere una cosa geniale secondo me, e le finestre erano piccole e altissime. Andiamo ragazzo, per quanto riguarda il campeggio ti dirò, vabbè, è estremamente caro, noi con metà soldi andiamo in riva al mare nelle Maldive del Salento, ok? Però si sa, gli spagnoli probabilmente nelle città turistiche sono così. Personalmente non me ne frega nulla che è spartano, non me ne frega nulla delle docce, non me ne frega nulla della piscina perché uso il mio camper. Ti dirò che è solo molto impegnativo entrare e passare in mezzo agli alberi nel caso in cui tu hai un mezzo grande a passo lungo, quello sì. Per il resto dai, lo consiglio. Ultima tappa tipica in Spagna, la spesa al Mercadona. Allora c'era qualche frutto strano, ma no, tutte le cose etniche le trovi lì al mercato a Barcellona, altrimenti la frutta e la verdura è come la nostra. I lici, stavo per svenire una volta, attenzione, sono pericolosissimi. Adesso non ti sto a raccontare tutto, comunque sono veramente pericolosi dopo in quantità superiori ai 6 lici. Ci sono persone che possono essere pesantemente allergiche. Nella storia sono morti moltissimi bambini in Cina, poi se ne sono accorti e ok, questa cosa da loro si sa, da noi no, si mangiano con leggerezza. Mi raccomando, prenditi una cassa di Estrella, che è la birra loro tipica. Dopo è un discorso che ti ho fatto tante volte sulla soggettività, io ti dico le cose mie, i gusti miei, cioè per me l'Estrella è molto buona, per altri magari fa proprio schifo. Proprio non esiste regola né coi posti né col cibo né col bere, tipo i miei amici vanno matti per la IPA e per me l'IPA è imbevibile. Chissà se qua hanno i Ferragnos. Ogni volta che vado all'estero, per carità, ovvio che visito posti bellissimi, se no non andrei all'estero, grazie al cazzo, però continuo a pensare sempre che l'Italia è il miglior paese al mondo per viverci, tranne che per l'aspetto sicurezza. Lì credo che, non so, non dico di essere proprio all'ultimo posto, però il livello di sicurezza nel nostro paese è veramente spaventoso. Vedo gente che fa veramente quello che vuole, in altri posti invece vedo che fa di tutto per rigare dritto o comunque non frequentare certe zone perché c'è tanta polizia, hai capito? Starei a dire questa cosa, anche se interesserà a pochi, che ho visto il monte Montserrat, dal quale prende il nome un font, che è un tipo di carattere, no? Per i computer, sai, magari tira l'occhio che non te trovi il Verdana, il Tahoma. Esatto, di solito scegliamo i ristoranti sempre al top. Il ristorante si intende anche dove ci parcheggiamo col camper, perché è importante la vista che si ha. Oggi però invece scegliamo la comodità, siamo qui in un autogrill e già pronti sulla corsia autobus, ovviamente perché io ho il pulmino e quindi è la mia corsia, e siamo già pronti poi per far gasolio e ripartire. E la comodità del camper mi pare sempre di essere un commesso di qui che vendi i camper, perché dopo cara sono tu a dir tutti è per colpa tua comprare il camper, ho capito, ma non posso non dirle ste robe, cioè che è comodo, è piacevole più che comodo il fatto che adesso ci fermiamo in autogrill, cioè ci facciamo gli spaghetti allo scoglio, capisci, invece del panetto dell'autogrill. Ma non è tanto il discorso di spaghetti allo scoglio, è anche il fatto che siamo nel nostro, con la nostra calma, la nostra intimità, non ci sono camerieri che svangano i coglioni, ti mettono pressa, c'è il nostro bagnetto, è tutto pulito, è tutta un'altra cosa. Stiamo comodi, no? Whoa, Black Betty, bam lamb, whoa, Black Betty, bam lamb, Black Betty had a child, bam lamb, the damn thing gone wild, bam lamb, she said a word not of mine, bam lamb, the damn thing gone blind, bam lamb, I said, oh, Black Betty, bam lamb, whoa, Black Betty, bam lamb. She really gets me high, bam, lamb, you know that.